Va ora in onda la rassegna stampa. Io vengo sempre qui in discoteca per cercare qualche cosa da amare. La nazionalità non è così importante, crollo solamente se è un boom d'amante. Stai con me, con me, con me. Io voglio un incontro felice ed osservare tutto ciò che dice. Stai con me, con me, con me. È un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire se vuole. Un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente, è tutto e niente, chissà se è importante o dura un istante. Avere incontri è così eccitante, ma le ansie son mille, son tante. Stai con me, con me, con me. È un cocktail d'amore con te, è un cocktail d'amore con chi mi può dare l'amore, può farmi soffrire e farmi morire se vuole. Un cocktail d'amore con te, un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente, è tutto e niente, chissà se è importante, dura un istante. E il 13 di agosto fa un caldo porco che la metà basta. Control GX, il primo shampoo colorante. Ecco, fa un caldo porco che la metà basta. È periodo che ormai siamo ai falò di Ferragosto all'ombelico dell'estate, è periodo di amori estivi, è periodo anche che fa così caldo che stamattina non mandava di partire con un pezzo lanciato. E allora, ladies and gentlemen, siete stati autorizzati a sognare, a ballare con la vostra compagna, compagno, partner, amico, amico con privilegi, amica con privilegi, fidanzata, moglie, amante, quello che volete. Lei era l'immensa Stefania Rotolo con questo ruffianissimo pezzo scritto da Cristiano Malgioglio, Cocktail d'amore, anno di grazia 1979, altro che le immondizie musicali odierne.
Mamma mia, mi è venuta una botta di malinconia. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, o quel che ne resta con sto caldo. E questa è la puntata di oggi, mercoledì 13 di agosto dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, poi soprattutto in questo periodo estivo il sangue ci vuole, ce ne vuole tanto. L'altro caveat che vi diamo, mi raccomando, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca che lunedì sarà di nuovo tra noi, la rassegna stampa di Sammy Varin che io sto supplendo fino al 29 luglio, le videopillole e molto altro ancora. A proposito, piccolo avviso, oggi ok ci sarà liberamente, ma il direttore responsabile Giovanni Sallusti mi incarica intanto di salutarvi tutti, buon Ferragosto, e con lui vi ritroverete per le sue come si dice, per i suoi liberamente da giorno 18 alle ore 15, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Quindi l'orario estivo adesso cambia di liberamente, sarà da giorno 18 alle ore 15. Bene. Quali sono le nostre coordinate? 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Oggi poi verrà a trovarci Alessandro Morelli per l'Italia da fare, parleremo un po' con lui di quello che succede. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Qualcuno che non si firma mi ha già scritto: ciao Antonino, buongiorno, sono 3 giorni che questa canzone mi girava in testa. A me da qualcuno in più, per cui a maggior ragione mi andava di metterla. Voglio salutare in plancia comando 2 ragazzi che probabilmente, datasi la loro giovane età, a quest'ora gli sarà venuto il diabete dopo aver ascoltato sta canzone. Sono Francesco e l'apprendista stregone Simone. Insomma, ragazzi, negli anni 70 ci si divertiva anche così. Noi cominciamo la nostra trasmissione adesso, finalmente. Sono le 8:39 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. L'ANSA. Ucraina, il vertice Trump-Putin si terrà nella base militare di Anchorage. Zelensky resiste, escludo il nostro ritiro dal Donbass. La Casa Bianca per il presidente USA sarà un esercizio di ascolto. Telefonata Rubio-Lavrov in vista del summit, o summit in realtà. Kiev, l'Alaska è una vittoria per Mosca. Rubio, non è così. Gaza, Meloni sente il premier dell'Arabia Saudita, subito il cessate il fuoco. Medio Oriente, attesa per l'offensiva, Israele intensifica i raid su Gaza. Tutti minori di 14 anni, rintracciati i 4 bambini che hanno travolto e ucciso in auto la donna a Milano, scoppia la polemica, botta e risposta Sala Salvini. Malgrado il pudore che ci mettono alcuni colleghi, sono ragazzini rom di un campo rom che era già stato sgomberato una volta, e naturalmente questo tema, questa vicenda tiene banco su quasi tutti i giornali, quasi tutte le aperture di stamattina. Vedrete poi come viene vista da un lato e dall'altra. E poi Gigio Donnarumma, calcio, hanno deciso che non faccio più parte del Paris Saint-Germain, saluta i tifosi, sempre nel cuore, Enrique, scelta mia al 100%. Andiamo a vedere adesso anche, diamo un'occhiatina veloce alla BBC, perché la BBC invece apre con una notizia che arriva dritta da Washington. Le forze della Guardia Nazionale sono comparse a Washington DC, e tutto questo mentre il sindaco respinge e condanna una spinta autoritaria da parte di Trump. Sono stati avvistati veicoli blindati nelle zone del centro città e nelle zone turistiche già a partire dalla serata di ieri, martedì. Sono, che ora è? Le 8, lì sono le 2 del mattino, quindi diciamo più o meno verso le 5, le 6 del mattino in Italia, tanto per chiarirci.
E infatti, guardate un po', ecco qua, abbiamo già il primo aggiornamento. I funzionari dicono che 800 componenti della Guardia Nazionale saranno dispiegati in città, dice la BBC, così come altri 500 agenti federali, l'FBI. Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, che è democratico, ha negato che il crimine, che è democratica, scusate, ha negato che il crimine sia fuori controllo nella sua città, ha descritto il dispiegamento delle truppe voluto da Trump come una scelta, una spinta autoritaria. Trump, repubblicano, ha anche minacciato uguali dispiegamenti contro New York e Chicago, altre due città controllate dai democratici. Le truppe, che come vedete sono in mimetica, hanno cominciato ad affluire nella capitale americana già dall'annuncio fatto lunedì scorso da Trump. Sono state viste costruire delle barricate fuori da alcuni edifici del governo e hanno scattato delle foto insieme ai turisti. 23 persone sono state arrestate dall'FBI, agenti federali, nella notte tra lunedì e martedì, secondo l'addetta stampa della Casa Bianca Caroline Leavitt. Gli agenti stanno aiutando la polizia locale. La Leavitt dice anche che questi arresti sono stati per omicidio, ferite d'arma da fuoco, spaccio di droga, stalking, guida spericolata, altri crimini. Questo è solo l'inizio, ha detto la Leavitt. Nel corso del prossimo mese l'amministrazione Trump in maniera incessante perseguirà e arresterà qualunque criminale violento nel distretto di Washington che non rispetta la legge, mette in pericolo la pubblica sicurezza e danneggia gli americani che invece rispettano le leggi. Voi che cosa ne pensate? Se noi, vabbè, già li abbiamo visti i militari per le strade, abbiamo l'operazione Strade Sicure, ma è una cosa ben diversa rispetto a questa che viene fatta da Trump e che viene presentata quasi come una sorta di militarizzazione delle strade di Washington. Scriveteci che lo commentiamo al 340-670-9659. Andiamo a vedere adesso i quotidiani di stamattina. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, raid di preghiera. Il Fatto, l'Unione Internazionale delle Superiore Generali ha indetto una giornata mondiale di orazione. Dalle suore la proposta di un digiuno per il 14 agosto, mai rimanere spettatori silenziosi. A Marzabotto celebrazione per la pace, lettura dei nomi di bimbi vittime in Israele e a Gaza. Per iniziativa dell'Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, verranno letti 12.000 nomi di bambini morti dal 7 ottobre 2023 a oggi in Israele e Gaza. Di quelli invece morti in Israele non pervenuti. Ucraina, oggi videoconferenza degli alleati di Kiev, Zelensky con UE e Trump per arginare Putin. Poi ancora Milano, scoppia la polemica politica sui campi tra Salvini e il sindaco Sala, lo shock per 4 ragazzini rom lasciati soli e finiti a uccidere. Israele, fotonotizia centropagina, in Italia Don Capovilla dopo l'espulsione, anche i riservisti in piazza contro i piani di Netanyahu. Poi per l'ex Silva si riparte dalla decarbonizzazione, numero dei turisti, Meloni Schlein, polemica all'ultima spiaggia, i dati di Goletta Verde, mari e laghi inquinati, un lido su 3 oltre i limiti. Il Corriere della Sera, mitico corrierone, auto pirata, presi 4 bambini riconosciuti dalle magliette dei Pokémon, il figlio della vittima è omicidio, non una disgrazia. Donna uccisa a Milano, di etnia rom, hanno tra 11 e 13 anni, scontro politico sui campi. Di spalla l'inchiesta, stop del riesame, nulli 2 arresti, le nuove chat sull'urbanistica, poi vedremo che cosa si scrivevano questi allegroni. Le presenze, Meloni, il turismo cresce, polemica dura con Schlein, dossier dagli arrivi ai soggiorni, come leggere i numeri. La magistrata Gatto che commenta il fatto che questi ragazzi non siano imputabili e che quindi non subiranno un processo, dei minorenni reati sempre più violenti. Il tratto che comunque unisce i magistrati sentiti sui vari giornali è che il carcere non è la soluzione. Voi che cosa ne pensate? Oggi il colloquio tra i leader europei e il tycoon, vertice Trump-Putin, la sfida di Zelensky, non daremo il Donbass. Tajani invece dice il negoziato non si può fare senza l'UE e Kiev.
Garlasco cade la pista sul DNA di Ignoto 3, le tracce nella bocca di Chiara per il PM, il tampone contaminato da un'altra autopsia. Questo è il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni per sempre, era sparito, aveva 6 anni, morto in mare il piccolo Carlo. Trovato morto il bimbo disperso in mare sul litorale di Cavallino nel Veneziano, il corpo del piccolo Carlo, 6 anni, individuato dai sub, era a 100 metri dalla riva. E non aggiungo altro perché io, lo sapete, in questi casi preferisco attenermi alla semplice cronaca e non andare oltre con emotività e cose che non ci riguardano e riguardano solo sua madre, suo padre e tutta la loro famiglia che abbracciamo con tanto affetto. Torniamo a noi, il caso escluso dal Paris Saint-Germain, l'accusa di Donnarumma, l'amaro sfogo di Gigio, mi hanno fatto fuori. Il Fatto Quotidiano, le chat, Tancredi al costruttore, mi confermi assessore? Il vero sindaco di Milano non era Sala, ma Catella. Carte al riesame, il PM sul titolare dell'urbanistica e il DG Malangone, come dipendenti dell'immobiliarista, revocati 2 arresti. Braccio destro sentito 11 ore dai PM, Marche, ora Santini vuota il sacco, su Ricci, ignaro delle corruzioni, sapeva però delle determine false. Donna uccisa da tredicenne, Rom, Salvini urla, ma su quell'area decide il Viminale. Il Giornale, città nel degrado, Milano scoppia il caso Baby Rom, fermati 4 minorenni che hanno investito e ucciso una donna lunedì, hanno tra gli 11 e i 13 anni, abitano in un campo nomadi. Di spalla le chat di Catella che coinvolgono Sala, ieri 2 scarcerazioni. Firma anche l'Italia, aiuti a Gaza, nuovo appello, Meloni sente Bin Salman, la polemica sulle spiagge, turismo, il governo smonta i falsi del PD, screditano il paese. Chiara Poggi, eccola qua nella fotonotizia, Ignoto 3 è una contaminazione, DNA, impronte, testimoni, 18 anni di misteri su Chiara. In caso di divorzio, rivoluzione della Cassazione, ok ai contratti prematrimoniali, poi vedremo la brava Deborah Alberici su Italia Oggi, la tredicenne ha un concorso collegato, se Miss Italia ci fa scoprire l'orrore delle bambine donne. Anna Kanakis divenne Miss Italia nel 1977, pace all'anima sua, era classe 1962. Il Tempo, quotidiano indipendente, spuntano i legami tra la moschea di Annun, l'ex 5 Stelle di Battista e Lucoi, il volto dell'Islam moderato, quegli strani rapporti tra l'Unione delle Comunità e la casa editrice che spedisce gratis il Corano a casa. C'eravamo tanto Hamas, grande titolo, devo dire la verità. Grande titolo, Giulia Sorrentino, la coraggiosa Giulia Sorrentino ne scrive a pagina 3. Poi vedremo. Scontro sul turismo, Giorgia alza il muro anticinesi, via Pechino dalle aziende italiane. Questo è un altro tema molto interessante. L'anziana investita e uccisa, i pirati della strada erano minori rom, scoppia la polemica contro Sala, Salvini, quel campo è da smantellare. Poi abbiamo Trump e lo zar ad Anchorage, sul tavolo in Alaska la cessione di territori, Zelensky si arrabbia, così vince Putin. Roma, municipio e regione chiedono la riapertura dello scalo di via Salone e più controlli per la sicurezza, stazione troppo vicina al campo nomadi, chiuse per vandalismo, va riaperta. Il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, Meloni contro Elli sul turismo, chiama l'Italia, non la scredita. Vedete qua questa folla di gente per questa strada di Roma, non ci hanno vista arrivare. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, sull'auto pirata a meno di 14 anni e scontro politico. Non cedo il Donbass, Zelensky esclude il ritiro dal Donetsk e attacca. Una vittoria di Putin nell'incontro con Trump. Mosca accusa, Kiev prepara strage di civili per sabotare il vertice. Anchorage, sede del summit. Di spalla, a Milano annullati 2 degli arresti per l'urbanistica, ecco le nuove chat. Caro vacanze, duello Meloni-Schlein e poi l'intervista Saraceni, Erika Giorgia Noeta Saraceni, non conta il colore della pelle quando si gareggia. La Stampa, fermati in un campo rom di Milano, il più grande a 13 anni, non sono imputabili, Salvini attacca, Sala, vergognoso speculare, investita e uccisa, i pirati sono 4 bambini. Trump-Putin, il muro di Kiev-UE, Gaza, Meloni sente Bin Salman, no all'escalation, pace giusta e con 2 stati, Netanyahu e i residenti potranno andarsene. No a intese senza l'Ucraina, Zelensky, non cede il Donbass, sanzione a Mosca, piano di Bruxelles.
Fotonotizie a centropagina, dietro le quinte del vertice tra i leader di USA e Russia anche la battaglia per l'Artico, Alaska, la guerra fredda. Nella sentenza i patti prematrimoniali ora diventano possibili. Il dibattito, così l'intelligenza artificiale rende un business l'illusione della vita eterna. La verità, bambini rom rubano un'auto e travolgono una donna, assassini impuniti a 11 anni, 4 rintracciati in un campo abusivo che Sala avrebbe dovuto chiudere. Sono talmente piccoli che non risponderanno penalmente. Sono a loro volta vittime di chi li ha allevati e chi ha permesso che vivessero così. Scoppia la polemica politica. Le norme e la realtà, perché per questo delitto non pagherà nessuno. Via Selvanesco, sporcizia, degrado, traffici illegali. Chat milanesi, il vero sindaco è il palazzinaro. Dalle nuove carte depositate dalla procura emerge il ruolo dominante di Manfredi Catella, che condiziona le scelte edilizie del comune attraverso Marinoni e Tancredi, che gli chiede: mi riconfermi assessore? Come ingannare i lettori, spiagge vuote e altre bufale, dettagli veri per narrazioni false. La pace è un lavoro sporco, tra Gaza e Ucraina l'UE nel labirinto delle contraddizioni. Ultimo colpo, Media World, nelle nostre aziende c'è troppa Cina, Meloni corre ai ripari. Massimo Gandolfini, basta cimiteri, basta culto dei morti, solo materiale organico di scarto. In nome del clima e del green, coi defunti fanno fertilizzanti. Chiudiamo poi con Libero, Milano, integrazione fallita, il delitto dei bambini venuti dal campo Rom, fermati 4 nomadi per la donna investita, il più grande a 13 anni, non sono imputabili, il sindaco se la prende con Salvini che invoca le ruspe. Nuova spallata dei PM alla giunta Sala, pubbliche le chat con gli indagati. Fotonotizia a centropagina, la vignetta di Benni, spiagge, Meloni travolge Schlein. Di spalla, Sant'Anna di Stazzema, contro gli ebrei usano perfino la strage nazista, polemica sui social per lo stipendio, bluff dell'animatore fannullone, se n'è andato dopo un'ora. Diamo un'occhiata anche a Italia Oggi di stamattina, eccoci qua. Pensioni della pubblica amministrazione con sanatoria, la sistemazione dei contributi versati o non versati fino al 2004 consente il ricalcolo degli assegni già liquidati, ma solo per chi è andato a riposo negli ultimi 3 anni, ne scrive Cirioli a pagina 31. In alto, Carlo Valentini, contro la crisi delle spiagge, Rimini ora lancia un'autentica rivoluzione tra gli ombrelloni. Fisco, Giuliano Mandolesi a pagina 24, in aumento i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e le imposte richieste, ma diminuiscono gli incassi. La Cassazione con Deborah Alberici, pagina 26, validi gli accordi tra i coniugi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio. Da Torino a Linate, Italy lancia la nuova formula caffè negli aeroporti, Marco Capisani, pagina 13. The Economist, l'aumento dei dazi finirà presto per colpire gli interessi degli USA, ne scrivo io a pagina 6, e poi abbiamo il diritto e rovescio implacabile come sempre di Pierluigi Magnaschi. Tra il 19 maggio e l'11 di agosto 3.167 camion carichi di aiuti umanitari, soprattutto cibo, in gran parte del programma alimentare mondiale sono stati inviati da Israele a Gaza. Solo 351 di questi, poco più del 10%, hanno raggiunto le destinazioni previste per la distribuzione alla popolazione, mentre 2.816 camion sono stati saccheggiati prima di arrivare a destinazione. A organizzare questi assalti è in gran parte Hamas, che requisisce cibo, combustibile, farmaci e li usa per i suoi scopi anche di assistenza alle famiglie dei combattenti e ne vende una parte a prezzi esorbitanti alla popolazione civile. I dati non provengono dalla propaganda israeliana, ma dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti, UNOPS, ma su gran parte dei media occidentali non saranno ripresi. È più comodo accusare Israele di affamare la popolazione di Gaza. Ora, un gruppo di tagliagole che requisisce cibo, combustibile, farmaci, li usa per i suoi scopi anche assistenza alle famiglie dei combattenti e ne vende una parte a prezzi esorbitanti alla popolazione civile, al mio paese, credo pure al vostro, si chiama con una parola concreta: mafia. Andiamo avanti, le 8:56 minuti e 27 secondi, partiamo subito con il caso Milano, ne parleremo tra poco ovviamente con Alessandro Morelli
nell'Italia da fare, i 4 bambini dell'auto pirata, siamo sul Corriere della Sera, incastrati dalle magliette, shock a Milano, sono di etnia rom, hanno tra 11 e 13 anni, la macchina l'avevano rubata loro. Di nuovo nelle roulotte riaffidati alle famiglie, la madre dell'undicenne, cosa ne capisce? La donna hanno confessato, piango per lui e per la signora. La piccolina che prova a cullare tra le braccia si contorce e strilla, scusate ha fame, mi hanno fatto uscire per cercare un negozio dove prenderle qualcosa da mangiare. La donna le rimette il ciuccio in bocca, si guarda attorno, la lunga gonna bianca, la maglietta leopardata, un paio di ciabatte, gli occhi velati dalle lacrime. Si incammina verso l'unica insegna ancora aperta vicino al comando di polizia locale di Milano. Dentro c'è ancora suo figlio. Lei è la madre di uno dei 4 ragazzini dell'incidente mortale di via Saponaro? Sì, mio figlio ha 11 anni. Non parla molto, ma alle domande risponde. Ha un forte accento slavo, la stanchezza di ore vissute tra paura e disperazione. È da stamattina all'alba che piango per mio figlio e per la signora che è morta. Cosa posso dire? Non so davvero, sono sotto shock. Fa qualche passo, si volta. Vediamo cosa gli fanno, ha solo 11 anni. Quello che hanno fatto sono bambini, non sono adulti che capiscono. Cosa è successo lunedì? Giura di averlo scoperto poche ore prima dell'arrivo delle pattuglie. Mio figlio me l'ha raccontato stanotte. Erano usciti al mattino assieme, a piedi, sono tornati tardi, eravamo preoccupati, vedevamo la polizia passare tante volte nella strada. Non capivamo, non sapevamo cosa pensare, ma all'inizio lui e gli altri non hanno detto niente. Poi stanotte si sono messi a piangere, ci hanno raccontato di questa tragedia, dell'incidente, di quello che è successo, non so cosa pensare. E l'auto l'hanno trovata abbandonata con le chiavi dentro o l'avranno rubata, ma non ci hanno detto niente. Giura, li avessimo visti in macchina li avremmo fermati, avremmo detto qualcosa. Dopo la ragazzina, suo figlio è il più piccolo del gruppo. Il frame della telecamera che li inquadra in strada prima che si mettano al volante dell'auto rubata lo mostra in giro col resto del quartetto. Hanno tutti quel fare da ragazzi più grandi di quanti in realtà non siano. Quello più grande poi, che era anche al volante, a 13 anni. Un atteggiamento vistosamente tradito dal gigantesco Pokémon giallo e nero che i 3 maschi sfoggiano sulle t-shirt identiche. Ieri sera, dopo un'infinita giornata negli uffici dei vigili, hanno ammesso tutto, usciranno a sera assieme alle madri. Al momento i 4 sono stati affidati alle famiglie, poi si vedrà. Viene intervistato il figlio della vittima, anche dal Corriere della Sera. Disgrazia? No, quello di mia mamma è stato un omicidio. Il figlio della vittima, noi dentro a un incubo. Che effetto le ha fatto sapere che l'auto che ha ucciso sua madre era guidata da un 13enne scappato con altri 3 amici di 11 e 12 anni? Non c'è stata prevenzione, ragazzini allo sbando arrivano a questo. Quel che è successo ha anche acceso i fari sul quartiere, sui campi nomadi. Gratosoglio non è una delle zone più belle della città, ma non poter fare 2 passi sul marciapiede col rischio di essere travolti, col rischio di perdere chi di più caro si ha al mondo non va bene. Non è un discorso di nazionalità, nessuna caccia alle streghe. Qui parliamo della sicurezza di tutti. Per sua madre Milano era diventata una seconda casa dopo la Puglia, aveva deciso di restare in città ad agosto. Era arrivata da giovane per lavoro con mio padre, che è morto di malattia nel 2012. Lei cercava di vivere nonostante la solitudine. Per fortuna la sera dell'incidente, la sera prima dell'incidente ci siamo visti. Porterò sempre con me quel ricordo, per sempre. Cosa racconterebbe a chi non l'ha conosciuta? Che era una persona gentile, attenta, cercava di capire il mondo, seguiva le notizie di cronaca nera. Uno pensa sempre che queste tragedie non ti possano mai capitare. Poi succede ed è assurdo. Ora però tocca a noi fare qualcosa. Cioè? Mi riferisco a questi ragazzini, ho letto le dichiarazioni dei politici, non servono slogan elettorali. Bisogna agire per la sicurezza dei cittadini, vogliamo soluzioni. Non vi sentite protetti? Non è uno scippo o una rapina che sono sempre sconvolgenti, ma si tratta di un omicidio che non doveva esistere. Non voglio calcare la mano e nemmeno giudicare l'operato del sindaco, ma non posso pensare che si ripeta. Subito dopo l'incidente davanti alle telecamere avete fatto un appello ai responsabili, costituitevi. Forse questi ragazzini non sanno nemmeno che cosa voglia dire. Chiediamoci, dobbiamo inseguire queste tragedie o anche prevenirle? Pausa, ci ascoltiamo niente po' di meno che, eccolo qua, dopo la pubblicità, ci ascoltiamo Stu Phillips, Knight Rider Team 1982, la sigla di Supercar, e poi arriva lui, Alessandro Morelli, il sottosegretario Alessandro Morelli. A tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Minuti e 19 secondi. A dirvela tutta, negli anni '80 sognavo anch'io un'auto con l'intelligenza artificiale, come si dice oggi, con la possibilità di essere comandata da uno smartwatch. Era tale, ma non lo sapevamo ancora, come kit. In realtà io mi dovevo accontentare della Cadet 1600 diesel color rosso aragosta, e quella, anche se la chiamavo, non rispondeva. Pazienza. Comunque, le 9, 3 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Tra qualche minuto avremo con noi il sottosegretario Alessandro Morelli, che naturalmente con l'Italia da fare commenterà anche questo drammatico fatto di cronaca. Abbiamo poi le vostre zappe al 340 670 9659. Ciao Antonino, c'era un supereroe che si scioglieva, mi pare si chiamasse La Macchia, si scioglieva per passare ovunque. Walter, sì, era macchia nera per la precisione, di Topolino, ma la sua lui soprattutto aveva la capacità di mimetizzarsi. Salvini ricordi a Sala che gli sgomberi dei campi rom erano ostacolati dai suoi accoliti dei centri asociali. Gianni da Brescia. Ancora Antonia, l'arroganza di Sala non ha limiti, peccato che la persona uccisa non sia sua moglie o altra persona a lui molto vicina. Peccato, io lo eviterei, ed eviterei insomma queste considerazioni. Antonia. Salvini giustamente ha detto che i genitori rom dei 4 ragazzini devono essere arrestati. Sala risponde che è solo propaganda politica. Mi raccomando, facciamo polemica sulle idee ma non sulle persone. Andiamo avanti con, vi dicevo dei giudici che si occupano di questo fatto, e precisamente, andiamo un attimo qui, sempre sul Corriere. Vedete, sul Corriere è stata intervistata Maria Carla Gatto, che è stata presidente del Tribunale dei minori di Milano, e le viene chiesto sostanzialmente, dice, qual è la sua lettura dell'ultimo caso di cronaca, i 4 minori in auto che investono e uccidono una donna di 71 anni? Si ricollega a una mancanza da parte della società di intercettare il disagio e non approntare tutti quegli interventi utili per evitare che i ragazzi non solo violino la legge, ma che non abbiano neanche rispetto dell'altro né delle istituzioni. I 4 ragazzi fermati non saranno processati perché il codice penale prevede la non imputabilità fino ai 14 anni. Secondo lei occorre abbassare la soglia di imputabilità? Non ritengo sia utile. I ragazzi non sono in grado di comprendere le conseguenze delle loro azioni a quell'età e di conseguenza non si asterrebbero comunque dal porle in essere solo perché destinatari dell'azione penale. L'obiettivo invece è quello di correggere le loro azioni, far intraprendere loro un percorso di responsabilizzazione, guidandoli e orientandoli in assenza di figure autorevoli nell'ambito familiare. I genitori rispondono civilmente in un caso come questo? Sì, per omessa educazione e vigilanza.
Il decreto Caivano ha introdotto poi un'ipotesi di reato a carico dei genitori per mancato rispetto dell'obbligo scolastico dei figli. Andiamo allora su Repubblica, perché i magistrati che parlano di questo caso sono due. Ora vi dico anche a che pagina. Pagina dov'è? 8. Eccolo qui. Voi nel frattempo continuate a scrivere al 340 670 9659. Viene intervistato Luca Villa, procuratore del Tribunale dei minori di Milano. Eccolo qua. Sotto i 14 anni il carcere non è la soluzione, ma questo non assolve i genitori. Anche le neuroscienze confermano l'immaturità dei preadolescenti. Bisogna lavorare sull'inclusione. Allora la domanda è: può spiegare cosa prevede la legge nel caso in cui un reato venga commesso da minori di 14 anni? Ci sono 3 strade: procedimento civile, amministrativo o penale. Perché non è previsto un processo penale se un minore di 14 anni uccide una persona? È vero che avendo meno di 14 anni non ci sarà un processo penale perché non si è imputabili, ma se il minore è ritenuto socialmente pericoloso è prevista la possibilità di applicare le misure di sicurezza, compreso l'ingresso in comunità. Purtroppo però ci sono sempre meno comunità. E ciò cosa provoca? Non si trovano comunità di rieducazione dove far andare i ragazzi e negli ultimi anni, specie al nord, il problema si è decisamente aggravato. Ci sono più ragazzi coinvolti nel circuito penale per reati gravi, meno comunità e ancor meno quelle terapeutiche in grado di gestire l'attuale complessità dei minori autori di reato. Qualche esempio? Si può risolvere il problema radendo al suolo i campi rom, come dice il leader della Lega Matteo Salvini? Lavoro a Milano da più di 20 anni nel settore minorile, conosco bene la realtà dei campi nomadi e forse ci si dimentica dei tanti abusivi che erano presenti in città. Il lavoro che è stato avviato da tempo è l'inclusione di queste realtà in circuiti virtuosi che puntino sull'integrazione e a una riduzione programmata e accompagnata delle realtà illegali, altrimenti si aggrava solamente il problema. Ha spiegato che secondo la legge il minore non è imputabile, ma il genitore del minore che commette il reato lo è? Sul versante civile il genitore è responsabile dei danni cagionati dal figlio. Sul versante penale, se si ritiene che il comportamento del figlio sia causato dai genitori, sia per un difetto nell'educazione che per un'omessa vigilanza su condotte che avvengono nella sua sfera di possibile intervento, può esserci una corresponsabilità, ma è una valutazione che compete al PM degli adulti. È giusto secondo lei che un minore di 14 anni non possa essere imputato? Anche le neuroscienze ci confermano l'immaturità dei preadolescenti, è un principio presente nella gran parte degli ordinamenti a livello internazionale. Il fascino del lavoro coi minori è la conoscenza della storia, della biografia dei giovani coinvolti nel procedimento penale. Quando si leggono le relazioni, si ascoltano i minori, si conoscono i genitori, la domanda che spesso ci si pone è se quel ragazzo ha avuto davvero delle alternative nella vita. Quali sono dunque gli strumenti alternativi al processo? Come ho detto prima, gli strumenti per un intervento alternativo li abbiamo, ma per metterli in campo gli enti locali devono essere dotati di risorse. Di sicuro l'alternativa per un infra 14enne non è il carcere, troverebbe solamente dei ragazzi più grandi da imitare. Eppure, ha detto il vice premier leghista poche settimane fa, bisogna equiparare i reati dei minorenni a quelli dei maggiorenni, anche perché i sedicenni non sono più come una volta. Un tempo mi domandavo per quale ragione il legislatore del 1930, che non mi pare sia tacciabile di buonismo, avesse previsto la diminuzione fino a 1/3 della pena per i reati commessi dai minorenni. Penso di averlo scoperto, o comunque mi sono dato una spiegazione durante un incontro con dei ragazzi alcuni anni fa. Può raccontare cosa è successo durante l'incontro di cui parla? Quando mi hanno chiesto che pena si può infliggere per un furto di una moto, io dissi 6 mesi di carcere. E loro mi guardarono increduli, commentando che era tantissimo. Se in un processo condanno un quarantenne a 6 mesi per furto, l'imputato si gira verso l'avvocato ringraziandolo e pensando che è andata bene. E un ragazzo invece? Da ragazzi la percezione del tempo è completamente diversa. Pensiamo a noi stessi, un anno scolastico durava una vita. Da adulti gli anni passano molto più velocemente ed è giusto che il legislatore tenga conto di questa diversa percezione del tempo. Ci sono però reati diversi, si va dal furto di una moto all'uccisione di una donna. Sulla diversità dei reati c'è solo l'impatto dei social, degli strumenti informatici
la diversa declinazione dei reati, un recente aumento della quota dei reati violenti. Ma se tale malessere è derivato, come sostengono alcuni psicologi dell'età evolutiva, dall'isolamento sociale derivato dall'abitudine dei genitori di regalare lo smartphone ai figli quando compiono 10 anni, torniamo all'inizio del discorso sulla responsabilità degli adulti. Serve un surplus d'attenzione da parte della società civile? Serve maggiore attenzione da parte di tutti, ciascuno nel proprio ruolo. Io veramente... Diamo un'occhiata alle vostre zappe che sono arrivate al 340 670 9659. Non so se è stato messo in risalto che il ragazzo che ha rubato l'auto è un ladro di auto, perché le auto hanno un minimo di antifurto, quindi qualcuno gli ha insegnato il mestiere. Ciao Jenny da Milano. Ancora, buongiorno, Trump fa benissimo, ci vorrebbe da noi, il nostro governo deve essere più duro nei confronti della criminalità, degli immigrati irregolari, eccetera, eccetera. Altro che baby rom, quando sono in grado di concepire il furto di un'auto, quelli non sono più bambini. Chi nasce per sua sfortuna in un contesto rom diventa adulto in fretta e non puoi pensarli come ragazzi nati in contesti civili normali. Sala deve solo starsene zitta e pensare al suo futuro, fuori dal comune di Milano, anche il nostro Marco da Milano ne scrive. Ancora, rom o zingari, la sostanza non cambia, sono un pericolo per la comunità costretta a ospitarli. Conducono una vita fuori da ogni legge e la fanno franca. Se il dramma fosse successo a un personaggio di spicco, s'affronterebbe il problema con altri toni, malgrado magari risolutivi per il bene della società. Andiamo ancora avanti su questo tema e vi dicevo il giornale. Il giornale ha dedicato ovviamente a questo drammatico argomento. Ecco, andiamo in questo quartiere di periferia. Lì i minorenni guidano tutti, la disperazione del parroco, il degrado nell'accampamento, i giornalisti accolti con insulti e lanci di pietre, la Caritas, lavoriamo per chiudere i campi. Arrivano con le roulotte, non sono mai stanziali, vanno in giro, compiono furti, rompono i vetri delle auto. Ce ne sono tanti, ma è difficile conoscere la loro provenienza. E il racconto fatto ieri all'ADN Cronos da Don Paolo Stefano, responsabile della cura pastorale di 4 parrocchie, tutte nel quartiere milanese del Gratosoglio. Ma abbiamo il sottosegretario Alessandro Morelli, quindi via con la sigla dell'Italia da fare. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Morelli. Allora, io do il ben trovato al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione e coordinamento della politica economica, Alessandro Morelli, che voglio ringraziare particolarmente questo mercoledì della sua presenza, perché anche questa è Italia da fare, un'Italia nella quale evidentemente il tema della sicurezza torna a farsi impellente con quanto è accaduto a Milano. Ben trovato, sottosegretario. Buongiorno a te Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, ma qui stiamo assistendo a un dibattito che io francamente comincio a considerare quasi lunare. Allora, Salvini dice radiamo al suolo questo accampamento e sgomberiamo l'area. Sala risponde non sono fatti tuoi e comunque non è la soluzione. Nel frattempo io ho letto ai nostri ascoltatori 2 interviste ad altrettanti magistrati, una è la dottoressa Gatto che è stata alla guida del Tribunale dei Minori di Milano, l'altro è il dottor Villa che attualmente è procuratore al Tribunale dei Minori e entrambi dicono vabbè ma sotto i 14 anni noi non li possiamo perseguire anche perché è principio giuridico che i ragazzini sotto i 14 anni non sono così, e lo dicono anche le neuroscienze, non sono così in grado di rendersi conto di quello che fanno. E allora il dottor Villa, sentito da Repubblica, dice vabbè, però a questo punto la soluzione forse più forte sarebbe affidarli a delle comunità di recupero, solo che nel nord Italia le comunità di recupero sono sempre meno. E insomma la patata bollente alla fine si scarica al solito sulla collettività, visto che questa assenza, questa impossibilità di dare giustizia alla fine diventa assenza di giustizia.
E guarda Antonino, cari ascoltatori, il tema è proprio questo, e cioè mentre l'ovvio dovrebbe essere appunto togliere i minori a queste comunità che molto spesso utilizzano i minori stessi per attuare delle situazioni di totale illegalità, pensiamo ai bimbi sfruttati per fare l'accattonaggio, ma anche chiaramente letteralmente addestrati per pratiche illegali, dal furtarello. Ieri, in questi giorni abbiamo visto addirittura questi giovanissimi sarebbero stati in grado addirittura di rubare una macchina a 11-13 anni. Insomma, che un esponente del Tribunale dei minori ci dica oggi con una situazione simile che purtroppo le comunità sono troppo poche, insomma sembra quasi che sia un tentativo di trovare delle scuse rispetto ad un comportamento che è un comportamento totalmente non in linea alle necessità della nostra società. Quindi io nei giorni scorsi, ma anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, abbiamo sottolineato come sia invece fondamentale togliere questi bimbi in tenerissima età a queste famiglie, perché dobbiamo sottolineare come già quando iniziano a diventare ragazzini questi scappano dalle comunità. Quindi quello che è necessario è immediatamente, quando ci sono dei bimbi che sono in situazioni di degrado totale. Inizialmente si pensava che questi bimbi arrivassero da un campo nomadi irregolare, che comunque è quello di via Chiesa Rossa a Milano, che conosciamo molto bene come leghisti, io e il collega Igor Iezzi, ormai 20 anni fa, e oltre passammo, figurati, proprio per manifestare contro la realizzazione di quel campo nomadi regolare, passammo 4 notti in tenda occupando letteralmente quella che era allora una risaia e che poi è diventato appunto un campo zingari, portati via da questura. Cioè, allora da ragazzi, insomma, da giovani leghisti facevamo iniziative sicuramente di grande impatto sul territorio. Invece abbiamo scoperto che non sono questi giovani all'interno di quel campo nomadi, che comunque, lo ribadisco, è fonte di illegalità continua, ma addirittura di un campo nomadi totalmente illegale, un accampamento dove da qualunque criterio igienico-sanitario, anche sul fronte della scuola e quant'altro, non viene rispettato. È evidente che lì i minori devono essere salvati da queste situazioni, ed è responsabilità del Tribunale dei minori non attuare quanto può fare. Se poi non ci sono le strutture, evidentemente le dovremo ricercare e non sarà più responsabilità del Tribunale dei minori, però non ci si può esimere dalle proprie responsabilità in questo caso. Su questo direi che siamo ampiamente d'accordo. Io ho qui un intervento del ministro dell'istruzione Valditara su Il Giornale, che dice: l'omicidio della signora Cecilia De Astis insegna una cosa: vergognoso è solo non fare nulla, lasciando che bambini e ragazzi minorenni crescano nel degrado, illegalità, assenza di istruzione, mancanza di regole. Col decreto Caivano abbiamo per la prima volta previsto condanne severe per quei genitori che non mandano i figli a scuola. Un primo monitoraggio sull'applicazione del decreto in certe aree del paese ha dato eccellenti risultati, a conferma che la minaccia delle sanzioni severe serve. E come? Vigilerò perché l'obbligo per le scuole di segnalare gli abbandoni scolastici, per i sindaci di ammonire i genitori e per i PM di avviare l'azione penale sia rispettato ovunque nei confronti di chiunque, annuncia Valditara. Però a questo punto mi viene da citare Manzoni: queste, se non si applicano, sono solo delle gride. E purtroppo Valditara, che ha perfettamente ragione di fronte a la nostra socialità in generale, deve fare particolarmente attenzione al fatto che noi stiamo parlando di una particolare etnia, di un gruppo di persone, di una serie di gruppi di persone che fanno invece proprio della illegalità il loro modus
vivendi, e quindi anche denunce penali e condanne penali nei loro confronti, purtroppo, come sappiamo, sono per questi sostanzialmente una sostanziale carta straccia. Dunque, perfetto l'intervento di Valditara, che condivido pienamente, chiaramente però dobbiamo sempre focalizzare l'attenzione sul fatto che qui stiamo parlando di comunità che hanno avuto la possibilità di integrarsi. In questo campo abusivo sono bosniaci che vivono in Italia da parecchio tempo, e vi assicuro che in comune a Milano, anche a causa della politica della sinistra, questi signori hanno avuto tutte le opportunità, addirittura per sgomberare dei campi nomadi. I vari sindaci di sinistra hanno letteralmente assegnato delle case popolari, dando loro dei vantaggi rispetto agli altri cittadini che ne avevano diritto. Tutto questo ha una logica, che io non condivido, ma ha una logica. Quindi se qualcuno oggi in città come Milano non ha ancora usufruito di questi strumenti, è evidente che ha tutte le intenzioni di vivere in quella realtà. Ora, se un adulto decide di vivere in quella realtà, se ne prende tutte le responsabilità, e ok. Dall'altra parte però la socialità non può permettere che dei minori vengano privati dei loro più basilari diritti, quelli sociali, quelli chiaramente dell'istruzione e quelli sanitari, a causa di scelte di genitori veramente scriteriati. Sottosegretario, sul Libero interviene Paolo Crepè, che come sappiamo tutti è sociologo, psichiatra e saggista, e lui dice questo: sono almeno 30 anni che lo dico, perché non abbassiamo la maggiore età di 2 anni? Si diventa maggiorenni a 16, quindi si può guidare, votare, andare a vivere da soli e dal dottore in autonomia a quell'età. Ovviamente così facendo va tutto di conseguenza, cioè che si abbassa di un paio d'anni l'età per ogni cosa, compresa la possibilità di finire davanti a un giudice per un reato. Per la legge oggi funziona così: i maggiorenni sono imputabili sempre, a meno che non si provino specificamente delle condizioni di mancanza di lucidità o autodeterminazione. I ragazzi tra i 14 e i 18 sono imputabili solo se il giudice ne accerta piena coscienza dei fatti commessi. I più piccoli sono considerati totalmente incapaci e saranno i genitori, quantomeno sul piano civile, a rispondere dei danni da loro eventualmente cagionati. Abbassare queste soglie significa tenere invariati gli scaglioni e però anticiparli di un biennio, perché Crepè dice i sedicenni di oggi fanno quello che una volta si faceva a 23, e attenzione, questa cosa l'abbiamo fabbricata in un certo senso tutti noi messi assieme. Il risultato è che se entrassimo in un carcere minorile come il Beccaria di Milano, troveremmo gente che è molto più matura dell'età biologica che ha. La stragrande maggioranza è dentro per spaccio, tra l'altro, e che non lo sanno, sono ragazzini, ma non sanno che spacciare sostanze illegali in piazza comporta un rischio e che è un reato? Ecco, magari non abbassare la maggiore età a 16 anni, perché mi pare un po' troppo, però abbassare la soglia per l'imputabilità a 12 a questo punto si potrebbe fare. Che ne pensi? Allora, io sottolineo che chiaramente in questo momento, a causa della tragica morte, degli avvenimenti che si sono affastellati uno dopo l'altro, dal furto dell'auto stessa alla fuga, all'omicidio e quant'altro, figuratevi, io ho iniziato la mia attività politica proprio a Gratosoglio, quindi figuratevi se c'è uno che da questo punto di vista è più caldo di me, non esistono proprio. Dunque, su questo però chiedo a tutti di fare un attimo, di fermarsi un secondo rispetto al momento che chiaramente stiamo vivendo e che stiamo osservando, e alle reali necessità per risolvere una problematica che è una problematica generale, che non può essere chiaramente le cui soluzioni non possono essere trovate solo a seguito di un singolo, seppur drammaticissimo caso. Io lo ribadisco in maniera molto chiara. Noi stiamo parlando in queste fattispecie di una etnia che è un'etnia molto particolare, differente da tutti gli altri. Ora, Antonino, se andassimo in visita chiaramente
a vedere la situazione del carcere Beccaria di Milano, tanto per citarne uno, noi ci troveremmo di fronte dei minori che solo insomma, ad approcciare il loro sguardo si capisce che queste persone hanno dei vissuti che sono vissuti da un certo punto di vista molto complicati, e dall'altro anche la impossibilità, se non seguiti in maniera totalmente adeguata, di non dico ripristinare la loro vita in maniera completa, ma quantomeno di rientrare nell'alveo della socialità. Dunque, perché faccio questo riferimento? Innanzitutto perché abbassare, come dicevi tu, l'età, la maggiore età di un paio d'anni è francamente inutile per rendere imputabili o maggiormente imputabili queste persone, perché come dicevamo prima, molto spesso, a meno di casi come quello che abbiamo vissuto, il fatto di avere una fedina penale diciamo piuttosto nutrita, per questi è quasi un merito, una stelletta. Dunque, francamente, di doverli imputare in maniera più pesante, francamente non capisco quale possa essere l'utilità generale, se non il fregiarsi di aver condannato una persona in più durante l'anno. Dall'altra parte, però, dobbiamo osservare come la difficoltà che noi dobbiamo valutare è sempre quella a cui facevo riferimento, cioè togliere questi bimbi fino alla loro più tenera età, a queste pseudo famiglie, a questi pseudo genitori che fanno di questi ragazzi una letterale fonte di reddito, disinteressandosi degli interessi del piccolo, ma interessandosi chiaramente degli interessi propri. In tutto questo noi dobbiamo sottolineare come gli esempi ce li abbiamo, le giovani rom che fanno gli scippi e che utilizzano la loro situazione di gravidanza o di madri, insomma di essere madri di bimbi molto piccoli, per evitare il carcere, cosa che grazie alla Lega, come sappiamo, adesso è stata ovviata. Infatti. Insomma, noi dobbiamo attuare tutto il possibile per colpire queste pseudo famiglie, non i bimbi e i ragazzi, che chiaramente poi quando si combinano qualcosa devono essere adeguatamente puniti. Sottosegretario, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto circa. Adesso siamo a poche ore dal Ferragosto e dopo si riparte. Cosa ci sarà da fare per questa Italia? Ma guardi, Antonino, io in questo momento sono a Livigno. Ammetto, sono a Livigno con i miei bimbi e la mia famiglia, ma sono a Livigno anche perché stiamo con la società Simico, la società delle infrastrutture, a guida del Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, stiamo realizzando delle opere incredibili per rendere Livigno, la Valtellina, Bormio, Cortina in Veneto le capitali mondiali dello sci. In questo momento proprio di fronte a me ci sono dei grandissimi lavori e la realizzazione di un parcheggio sotterraneo che adesso sta impattando in maniera piuttosto dura sulla montagna, e questo effettivamente è vero, il cantiere è molto ampio, ma che a febbraio, all'inizio delle Olimpiadi, praticamente non si vedrà, perché il parcheggio sarà integrato nella montagna e verrà completamente cancellato il parcheggio a raso che prima esisteva. Dunque, perché ti sto facendo questo riferimento? Perché i lavori piccoli e grandi che stiamo compiendo sono parte di una grande progettualità. In questo caso siamo riusciti a portare le Olimpiadi invernali in Italia, in due regioni importantissime, la Lombardia e il Veneto, una manifestazione internazionale che darà lustro all'Italia, alle due regioni e chiaramente alle città che ospitano le Olimpiadi, rendendole, come dicevo, capitali mondiali degli sport invernali. Tutto ha una strategia, tutto ha degli investimenti importanti che sono sotto la guida di Matteo Salvini. Molto bene, allora grazie, buon Ferragosto e al piacere di risentirci presto. Anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie ancora. Sigla. Avete ascoltato L'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sono nera, questa sera sono nera, 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 ho paura, sarà meglio che io metta la sicura, chi mi tocca ve lo giuro, prendo e sparo, per amore questo ed altro si può fare, per amore, non mi butto in mezzo al mare, per amore, e sono nera, questa sera sono nera per amore, manca un'ora d'appuntamento e so che in questo momento lui invece sta con lei, lei vorrei che voi la vedeste, non che sia proprio male, ma vale la metà di me. Sono nera, non mi piace questa gara questa sera, ma che fare? Io nel mare di sicuro non mi butto, sporco tutto, vendicare questo cuore, perdonare, è più facile da dire che da fare, spacco tutto, ma nel mare di sicuro non mi butto, e sono nera, questa sera sono nera per amore. Ora chissà dove sarai, chissà se la bacerai, o forse le parlerai di me. Lei vorrei che voi la vedeste, non che sia proprio male, ma vale la metà di me. Ora chissà dove sarai, chissà se la bacerai, o forse le parlerai di me. Lei vorrei che voi la vedeste, non che sia proprio male, ma vale la metà di me. Sono nera, questa sera sono nera, 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 sono nera. Quando viene la sera, questa sera sono nera, nera, come farò? Sono nera, non ci voglio pensare, questa sera sono nera, nera, come farò? Sono nera, ma che cosa ti ho fatto? Questa sera sono nera, nera, dimmi cos'è? Sono nera, ma che sta succedendo? Questa sera sono nera, nera, dentro di me sono nera, sono nera. Il programma era Ma che sera, era la primavera del 1978 e segnò definitivamente la consacrazione di Raffaella Carrà come showgirl a tutto tondo in quel programma dove lei conduceva insieme a dei giganti, permettetemi di ricordarli con un affetto immenso, perché solo la parola giganti è quella che si può attribuire a questi signori. Paolo Panelli, Bice Valori, e signore e signori, il padre veramente di tutti gli imitatori moderni, Alighiero Noschese.
immenso Alighiero Noschese, grandissimo, con la sua Fiat 130 Coupé, grande. Va bene, era Raffaella Carrà con Sono Nera 1978, questi erano i dischi che faceva con Boncompagni, che allora era il suo fidanzato, e Paolo Ormi, il mitico maestro Paolo Ormi, che orde di adolescenti hanno imparato a conoscere poi negli anni 90 a Non è la Rai, quando suonava con la pianola mentre Ambra, mamma mia, che ricordi incredibili. mentre Ambra parlava col diavoletto e diceva che Satana votava per il centro-sinistra e Dio votava per Berlusconi. Allora, diamo un'occhiata alle vostre zappe al 340 670 9659. Dove siamo? Eccolo qua. Non si è mai visto un ragazzo rom abbandonare quello stile di vita e diventare un cittadino regolare e lavoratore. Ho vissuto 20 anni vicino al campo di via Triboniano e ho verificato di persona ciò che ho scritto. Marco da Milano. Ora, se mi posso permettere, cerchiamo però di non cadere nel come si dice, nel luogo comune, perché per esempio c'è una bellissima ragazza che è di origine rom, che d'estate andava a vivere da ragazzina nel campo insieme agli altri cugini e che oggi è un'attrice bravissima, premiata, molto capace e anche una comica molto brava, visto che abbiamo citato Alighiero Noschese, probabilmente Alighiero avrebbe lavorato volentieri con lei, ed è la bravissima Brenda Lodigiani, per cui cerchiamo di non fare di tutta l'erba un fascio, anzi la salutiamo volentieri, la brava Brenda. Poi ancora, finalmente qualcuno lo dice, vanno tolti appena nati da quei genitori. Ancora, ma se fossero stati 4 minorenni italiani a uccidere una donna rom, cosa sarebbe successo? Carmen. A noi tolgono la patria potestà per molto meno. Ho visto il campo rom a Torino, neanche un cane può vivere in quelle condizioni, sempre Carmen. Luciana da Muggio, se la legge definisce i genitori responsabili dei danni dei propri figli, che almeno la condanna in solito ricada su di loro, che insegnino e impongano ai loro minorenni di non fare più certe cose, magari però danno esempio agli altri per altri modi di delinquere, perché secondo me ce l'hanno nel DNA quelli che non vogliono integrarsi e scelgono di vivere nei campi che fanno diventare discariche. Vabbè, ora non andiamo a tirare fuori l'ombroso, che non è il caso. Ciao Antonino, ho cominciato a insegnare alle medie 40 anni fa in una scuola di periferia che aveva per bacino un quartiere di case popolari assegnate a famiglie migrate dal sud. Accanto a tante famiglie per bene, ce n'erano tante altre per nulla rispettose delle leggi, in cui i padri erano in galera, le figlie si prostituivano, i figli più grandi spacciavano e rubavano. I ragazzini che avevo io erano lo specchio di queste famiglie, nessun rispetto di regole e persone, arroganza, maleducazione, nessuna voglia di impegnarsi a studiare. Il mio scopo era quindi di riuscire a stabilire almeno un dialogo, insegnare loro qualcosa era pressoché impossibile. Se però ci riuscivo, avevo la soddisfazione di scoprire ragazzi buoni e affettuosi che chiedevano di essere ascoltati perché nessuno in casa loro dava loro attenzione e li aiutava a crescere. Ecco, tu mi stai ricordando, non ti sei firmata, non so chi tu sia, però ti ringrazio. Mi stai ricordando una persona che io voglio onorarmi perché non riesco a usare altro verbo nei suoi confronti. Voglio onorarmi di avere ospite quantomeno a Capitaneria di Porto prima della fine dell'estate, e questa persona è Roberta Gatani. Roberta Gatani altri non è che la figlia di Adele Borsellino, la sorella maggiore di Paolo Borsellino. Roberta Gatani a Palermo ha costituito la casa di Paolo in quella che era la farmacia della famiglia Borsellino, dove Paolo Borsellino è stato bambino e poi è stata chiusa negli anni 60, hanno cambiato sede e oggi qui accolgono i ragazzi del quartiere dove è cresciuto Paolo Borsellino, un quartiere non sempre facile, i bambini della Calza. Ecco, io vorrei leggervi un attimo, perché ho qui il suo libro 57 giorni di Roberta Gatani, ti porto con me alla casa di Paolo per le edizioni IED, collana Cronisti Scalzi. Sentite un po' qua.
Gestire la casa di Paolo non è semplice, non ci riuscirei se non avessi avuto sempre e non avessi tuttora al mio fianco delle persone che credono in questo sogno quanto me e decidono di spendersi perché tutto funzioni. Sapessi, zio, quanto ammiro queste persone. Hanno deciso di dedicare parte della loro vita alla casa di Paolo, ai bambini della Calza, al sogno di sconfiggere la mentalità mafiosa sul nascere, quando ancora possiamo sperare di riuscirci, al desiderio di non farti morire senza averti mai conosciuto personalmente, senza avere per fortuna aver avuto nelle loro famiglie tragiche perdite come lo è stata la tua per noi. Andiamo oltre. La casa di Paolo, nella casa di Paolo sono Gandolfo e Cinzia, l'essenza pura del concetto di volontari, su di loro possiamo contare sempre. La casa di Paolo è anche Molly, che scodinzolando accoglie chiunque arrivi a trovarci col suo gioco preferito in bocca invitandolo ad entrare. Grazie zio di avermi dato la possibilità di conoscere queste meravigliose persone e per tutte quelle che so ancora verranno a essere parte della casa di Paolo. Io veramente, a maggior ragione vi dico, ha ragione chi ci ha scritto questo messaggio, che lo scopo dell'insegnante in questo caso era tentare di stabilire un dialogo e Roberta Gatani tenta ogni giorno di stabilire un dialogo coi bambini della Calza alla casa di Paolo. Quindi, volendo, possiamo alzare anche il livello di questo dibattito, se permettete, andiamo un po' più su, anche di sole, anche oltre certe descrizioni o certe considerazioni. Possiamo provare a uscire da questa cosa? Io dico di sì. Possiamo costruire una società migliore? Io dico di sì. A maggior ragione se riusciamo a intercettare tutti questi ragazzi, non necessariamente rom, appunto, dai bambini della Calza ai rom di Gratosoglio e così via. Tutti questi ragazzi, se riuscissimo quantomeno a parlarci, forse riusciremmo a fare qualcosa, e tentare di fare qualcosa, se mi posso permettere, è già un buon inizio. Poi dopo, tutto è fallace, fallibile. Io non sono Madre Teresa di Calcutta che ste robe le faceva per amore e non posso fare altro. Tra l'altro, una volta un ministro indiano andò da Madre Teresa, la vide che stava pulendo un lebbroso, le disse: che schifo, io sta roba non la farei nemmeno per $1 milione. E lei rispose: ah, guardi, a me fa ancora più schifo, io non la farei nemmeno per $1 miliardo, la faccio solo per amore. Quindi va bene. Allora, bella gente, adesso noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, così poi apriamo il telefono tra una mezz'oretta. Voi continuate a scrivere però al 340 670 9659. Esaurito l'argomento Milano, restiamo per un momento ancora in città, perché vi voglio leggere questa cosa delle intercettazioni che vengono fuori sui giornali a proposito dell'edilizia, no? Lo scandalo dell'edilizia, lo scandalo del fatto che, insomma, i giudici stanno indagando perché pare che ci fosse questa situazione, diciamo, non molto piacevole, con le mani sulla città degli amici tutti da una parte, tutti del PD. Comunque, allora, pagina 5, ne scrive Alessandro Darold sulla Verità: Gotham Meneghina, Catella governava le scelte di Sala via chat. I PM depositano lo scambio di messaggi tra il presidente di Coima e l'ex assessore Tancredi. Dall'urbanistica alla comunicazione l'imprenditore dettava la linea alla giunta, che sosteneva i progetti per l'agenzia ONU dei rifugiati proposti da un attore iscritto al PD. Sentite un po' che cosa viene fuori. L'8 ottobre 2024 Manfredi Catella, patron di Coima, scrive all'assessore Giancarlo Tancredi e al direttore generale di Palazzo Marino, Cristian Malangone: buongiorno Cristian, Giancarlo. Domattina ci vedremo con Beppe nell'incontro programmato. Dal mio punto di vista l'agenda, oltre alla condivisione del 10 ottobre, riguarda i punti noti: Villaggio Olimpico, Pirellino, Largo dei Benedetti e temi più generali come piano casa. Rispetto a voi, Villaggio Olimpico, vi mando una traccia per l'ipotesi di comunicazione entro fine ottobre dal comune a noi. Il Beppe e sindaco Giuseppe Sala. Questi messaggi
sono contenuti nella memoria della Procura di Milano, depositata per l'udienza che si svolgerà domani davanti al Tribunale del Riesame, in cui i PM Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici chiederanno la conferma delle misure cautelari nei confronti di Tancredi e Giuseppe Marinoni. Per l'accusa, infatti, quelle chat dimostrano il ruolo di Catella nel dettare la linea all'amministrazione comunale, quasi fosse lui il sindaco, fornendo persino bozze di documenti ufficiali da far uscire come comunicazioni al comune. Del resto, secondo l'accusa, non era la prima volta che accadeva. Già il 1° ottobre del 23 Catella, Tancredi e Malangone si erano coordinati in vista di un incontro congiunto con i ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi. Discutono della foresta sospesa e dei suoi costi di costruzione e gestione, circa 105 milioni, che Coima, come scrive Catella, non potrebbe sostenere da sola. L'imprenditore chiede allora aiuto a Tancredi e Malangone per ottenere un contributo di 7 milioni da Fondazione Milano Cortina. Per la procura è l'ennesimo esempio di come Catella utilizzasse la rete istituzionale di Tancredi per perseguire obiettivi privati. Gli inquirenti sostengono che messaggi come questi siano la prova dell'esistenza, fin dall'inizio del 22, di un ufficio di coordinamento extra-istituzionale per Porta Romana, Valtellina Farini e Pirelli 39, con riunioni fisse in cui partecipavano in modo informale sia funzionari comunali sia uomini di Coima. Un tavolo parallelo in cui le linee politiche e amministrative venivano costruite in anticipo fuori dai canali ufficiali. Per esempio, il 12 novembre del 24 Tancredi scrive al numero 1 di Coima di un'altra proposta di 1000 metri quadri per progetto legato ad Agenzia Rifugiati ONU con ristorazione, ricettivo, spazi arte proposto dall'attore Lino Guanciale. Mi sembra interessante per SPIG, servizi pubblici di interesse generale. Per la Procura è un'ulteriore conferma del ruolo dell'assessore come facilitatore degli interessi di Catella, anche in iniziative a forte impatto sociale e culturale. A dicembre del 2024, nonostante il 7 novembre avesse ricevuto l'avviso di garanzia e subito il sequestro di cellulare e computer, Marinoni viene riconfermato presidente della Commissione Paesaggio per un altro mandato. Un segnale, scrivono i magistrati, della solidità delle relazioni dei rapporti di fiducia che gli hanno permesso di rimanere al vertice nonostante l'inchiesta già in corso. Una nomina che oggi è anche al centro dell'indagine per falso a carico di Sala. Nel 2023, poco prima della commissione paesaggio sul Pirellino, Catella scrive: ci siamo fermati brevemente ieri con Giuseppe Marinoni, che si sarebbe espresso favorevolmente su Torre e Ponte. Poi aggiunge: mi dicono parere positivo, spero senza condizioni. Con Malangone che commenta: poi ci sarà comunque da presidiare. Il 12 marzo del 24 Tancredi chiede a Catella: ma mi confermi come assessore? L'imprenditore risponde: voi siete i best ever, io se volete vi faccio da segretario. Malangone aggiunge: me lo tatuo sulla schiena. Secondo la procura un'ironia che rivela confidenza e comunanza di intenti. Nelle chat Marinoni scrive a Catella: quando hai tempo vorrei mostrarti la strategia su Roma, simile a quella su Milano. Per i PM l'ulteriore prova di un modello replicabile nella capitale, capace di presidiare progetti strategici fin dalle prime fasi, influire sui pareri, uniformare la comunicazione pubblica. Poi, il 6 marzo del 25, a poche ore dall'arresto del dirigente comunale Giovanni Oggioni, Catella scrive: messaggio che ha ricevuto Luca, assurdo e grave. Malangone risponde: Manfredi, forse perché sei tornato da poco, ma sta succedendo il finimondo, anche su commissione paesaggio. Per i magistrati quel botta e risposta fotografa la consapevolezza immediata dell'impatto di quell'arresto e del rischio che le indagini travolgano anche il circuito decisionale su cui Catella e i suoi referenti pubblici contavano. Tanto che pochi giorni dopo Malangone scrive a Catella: io sarò sempre presente se succede ancora qualcosa, sappiatelo. Per i PM è un messaggio dal valore rassicurante, volto a ribadire la sua disponibilità anche in una fase di tensione per l'inchiesta e per le conseguenze dell'arresto del dirigente comunale. Lo lascio al vostro buon cuore e al vostro commento. Altre 2 zappe sono giunte, vediamo chi è che mi scrive. Antonino, ti ammiro per la tua bontà, non ne sono capace. Marco da Milano: no, io sono una brutta persona e ti assicuro che di persona sono anche peggio.
Poi Tonino mi chiedo, la macchina rubata era destinata allo smontaggio nel campo, quindi gli adulti sapevano, Max. Questo non lo so, fratello mio. Questo è tutto è roba che gli inquirenti dovrebbero verificare e naturalmente ci saranno degli sviluppi, comunque mi auguro. Abbiamo parlato abbondantemente anche di Milano e adesso noi passiamo all'estero. Passiamo all'estero perché prima di dedicarci alla questione ucraina, vi voglio leggere una cosa che è su Il Giornale e che francamente ve lo dico in calabrese, mi pinnarria facci sulu. Traduzione, io mi graffierei la faccia da solo per la disperazione o per la rabbia, vedete un po' voi. Questo lo dico soprattutto a quelli che che bello, sono stata a Cuba a ritrovare me stesso, ma che posto meraviglioso, Cuba, l'avvenire dell'umanità, Cuba hanno la sanità gratuita. Pensate, la regione Calabria ha dovuto pigliare i medici a Cuba perché nessuno voleva venire a lavorare negli ospedali in Calabria, benedetti Dio. Ecco, il dramma, carenza di cibo e farmaci, 1 milione di cubani senza acqua potabile. Il tesoro dei Castro sfonda i 18 miliardi. Comunismo. Si chiama comunismo. I blackout quotidiani non consentono di azionare le pompe idrauliche. È crisi. Gaesa, l'ente creato da Raul negli anni 90 per incamerare valuta pregiata, controlla turismo, banche, commercio e trasporti, il 40% del PIL. Comunismo. Sentite che scrive Paolo Manzo sul Giornale. Non bastassero la fame, la carenza di medicinali, i blackout quotidiani. Ora un'altra emergenza si abbatte su Cuba. Oltre 1 milione di abitanti sui 9 totali non ha accesso all'acqua potabile a causa del collasso delle pompe idrauliche provocato dalle interruzioni di corrente nelle province di Santiago, Holguín e Ciego de l'Ávila. A La Habana 248.000 persone ne sono prive da giorni. La situazione è drammatica, ha ammesso persino il presidente dell'Istituto Idrico Statale Antonio Rodriguez al Gramma, il giornale di regime. Come se non bastasse, ieri una violenta tromba d'acqua ha colpito la capitale, lasciando interi quartieri come Luyanò allagati al buio dopo che un fulmine ha messo fuori uso la rete elettrica. In pochi minuti l'acqua è penetrata in case e negozi, persino nelle rare abitazioni in buone condizioni. La corrente è tornata solo dopo 2 ore, ma l'acqua potabile che avrebbe dovuto essere pompata non è ovviamente arrivata. Le autorità comuniste hanno convocato una riunione d'emergenza invitando alla calma, ma la popolazione esasperata punta il dito contro il cronico mancato drenaggio e la pessima manutenzione che trasformano ogni acquazzone in una trappola mortale nella capitale. Video di strade sommerse hanno invaso i social, mentre il centro meteorologico cubano monitora la tempesta tropicale Erin in formazione nell'Atlantico e potenziale primo uragano della stagione. Nel frattempo la repressione del regime non conosce tregua. A luglio l'ONG Prisoners Defenders ha registrato 25 nuovi prigionieri politici, portando il totale record a 1176. Tra questi il 24enne Marlon Brando Diaz Oliva, già condannato a 18 anni per le proteste nel luglio del 21, è nuovamente arrestato per motivi ideologici. Le carceri femminili, denuncia l'ONG, sono infami, prive persino delle cure mediche di base e di qualsiasi igiene. Eppure, mentre l'isola sprofonda, l'elite comunista siede su un tesoro da oltre 18 miliardi di dollari. Lo ripeto, un tesoro da oltre 18 miliardi di dollari. È il patrimonio di Gaesa, il conglomerato militare creato da Raul Castro negli anni 90 per incamerare valuta pregiata dopo il crollo sovietico e che oggi controlla turismo, banche, commercio estero, negozi in dollari, trasporti, perfino le rimesse degli emigrati. Tutto, insomma, una holding privata della famiglia Castro immune a qualsiasi controllo, come rivelano i documenti ottenuti dalla giornalista Nora Games Torres e pubblicati nei giorni scorsi dal Miami Herald. Veramente. Prendo a prestito le parole di Churchill. Posso dire che questo regime è particolarmente sudicio, visto che non c'è l'acqua?
Va bene, allora, va bene, si fa per dire. Ovviamente solidarietà agli amici cubani e l'augurio è un futuro di democrazia e libertà. Queremos de morir por Cuba y por la revolución? Anche no, grazie. Allora, andiamo a vedere adesso la questione ucraina e in particolare la stampa, perché sapete che appunto giorno di Ferragosto in quel di Anchorage ci sarà l'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin. L'Europa ha fatto una figura da peracottari. No, fermi tutti, è arrivata la zappa che aspettavo e che temevo. Ma dell'embargo occidentale verso Cuba in vigore da 60 anni non ne parla nessuno? Quello va bene, viva Cuba, viva Fidel, Francesco. Signor Antonino, ricordi anche che Cuba è sottoposta al illegale blocco economico voluta dai democratici USA, viene impedita anche l'importazione di medicinali. Qui il diritto internazionale non vale, ipocrisia allo stato puro. Allora, intanto, a parte il fatto che Barack Obama nel 2008 ha allentato di molto l'embargo, sostenendo di essere responsabile solo per fatti avvenuti dopo la sua nascita e non prima, aggiungerei anche un'altra cosuzza. Il regime di Cuba, il regime comunista al quale tu inneggi, viva Cuba, viva Fidel, quello nel quale i fratelli e parenti di Fidel si sono fottuti 18 miliardi di dollari e fanno la bella vita alla faccia dei poveracci che crepano di fame in quel di Cuba. Ecco, quel regime nel lontano 1962, in nome della libertà, ci ha portato sull'orlo di una guerra termonucleare. Malgrado questo, e malgrado la rassicurazione americana che fino ad oggi è stata rispettata di non invadere Cuba e non rovesciare il regime dei Castro, quel regime nel corso dei decenni successivi non ha fatto niente per fare aperture democratiche e ha continuato a tiranneggiare il suo popolo, e questo a prescindere dall'embargo americano. Punto. Tiremmo innanzi. Vi dicevo, ci sarà il giorno di... ma poi come si fa a inneggiare a Cuba nel mondo globalizzato del XXI secolo? Ve lo chiedo veramente. Come si fa a inneggiare a un regime del cacchio nel quale lo Stato non è in grado di spendere 4 soldi per comprare le pompe e rifornire di acqua corrente le case? Come si fa a inneggiare a un regime nel quale le donne in carcere sono trattate peggio delle bestie e delle schiave? Come si fa? 18 miliardi di dollari si fottono i Castro. 18 miliardi di dollari. Ancora stiamo a parlare di Cuba. Dicevamo, o di Che Guevara che era un omofobo, un grande omofobo, il quale però poi Che Guevara, comandante Che Guevara, vabbè. Dicevamo, l'incontro Trump-Putin, guerra artica, la cooperazione nel Polo Nord sarà all'ordine del giorno del vertice di Ferragosto tra Stati Uniti e Russia. Il consigliere storico di Putin, lì convergono gli interessi economici dei nostri paesi. E già, perché non è che si parla solo di Ucraina, si parla anche e soprattutto di un vero e proprio tesoro, l'altro tesoro è giù nell'Antartide, nel quale le potenze mondiali, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e i russi, vogliono mettere ovviamente mano. E allora dice Yuri Ushakov, consigliere di lunga data di Vladimir Putin, è in Alaska e nell'Artico che convergono gli interessi economici dei nostri paesi e nascono le prospettive per la realizzazione di progetti reciprocamente vantaggiosi. In particolare, le parole di Ushakov hanno sottolineato come, al di là della ricerca di una soluzione al conflitto in Ucraina, o forse come moneta di scambio per la pace, la cooperazione economica artica sarà all'ordine del giorno quando Trump incontrerà il collega russo nel vertice di Ferragosto in Alaska. Per l'inquilino della Casa Bianca, intese di ampia portata rientrano nella strategia negoziale. L'arte dell'accordo, offrire qualcosa di grande, redditizio e tangibile, poi sfruttarlo per incassare concessioni politiche. È il modello che Trump ha utilizzato per mediare l'accordo di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica di Congo, spiega The Spectator, dove gli incentivi economici erano legati alla risoluzione di una lunga controversia sulla sicurezza. Un'intesa artica Washington-Mosca maturata in Alaska, che in questo senso rappresenta il suo passaggio a nord-ovest non solo dal punto di vista geografico,
è destinato a rilanciare la collaborazione energetica tra i due paesi, rivelandosi redditizio per entrambe le parti. L'Artico non è solo un patrimonio naturale e paesaggistico, è un'area di importanza strategica plasmata da forze ambientali, politiche, economiche e militari. Durante la guerra fredda è stato terreno di battaglia tra Stati Uniti, NATO, Unione Sovietica. Successivamente le nazioni artiche hanno cercato di preservarlo come zona di cooperazione. La competizione strategica tra USA, Russia e Cina ne ha tuttavia notevolmente accresciuto l'importanza geopolitica. I progressi militari di Mosca e Pechino, in contrasto con gli sforzi più lenti di Washington e Bruxelles, NATO, hanno trasformato l'Artico in un polo cruciale per la sicurezza, l'accesso alle risorse, controllo delle rotte marittime emergenti. In particolare, la rotta del Mare del Nord e il passaggio a nord-ovest sono destinate a diventare economicamente sostenibili entro il 2023, deviando il traffico dal canale di Suez. Con l'espansione dell'accesso a risorse critiche, gli Stati cambieranno strategie e intensificheranno la competizione per la crescente importanza economica dell'Artico, anche attraverso la sua progressiva militarizzazione. La politica per la regione artica degli Stati Uniti, varata nel 2009, ha segnato un passo significativo, rilanciandone l'importanza strategica dinanzi al rafforzamento della presenza russa nell'Artico. Un'ulteriore accelerazione è stata poi registrata nel 2022. Gli Stati Uniti sono aggrappati a petrolio e gas naturale dell'Artico, col giacimento petrolifero di Prudhoe Bay in Alaska, che è il più importante del Nord America. Il sottosuolo artico poi è ricco anche di carbone, piombo, nichel e terre rare, come quelle presenti nell'Artsakh in Groenlandia. Sotto i ghiacci si trovano infine giacimenti di oro, rubini, diamanti e zinco. La crescente accessibilità della regione polare sta cambiando il commercio e l'economia globali, rendendo necessario un adattamento della strategia americana rispetto alle sfide poste dalla crescente influenza di Russia e Cina. Le 10, 3 minuti e 4 secondi, pausa e poi ascoltiamo i Velvet, boy band del 2001, tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Obiettivi di un'estate, di esplosioni addominali, e dovrei abbronzarmi un po', scatenarmi nei dance floor, eliminare le occhiaie, manco di concentrazione, non ho volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Suono in una boy band, suono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Negativi di un'estate, io riprendo il mio colore e dovrei curarmi un po', modellare il fisico, espressioni da migliorare, vitamine a profusione, creme a volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore.
io soffro lo stress, faccio un passo ed ho il fiatone. Suono in una boy band, suono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Suono in una boy band, suono in una boy band, mi manca il senso del pudore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Suono in una boy band, suono in una boy band, ci deve essere un errore. Le 10, 7 minuti e 20 secondi, questi erano i Velvet con Boy Band del 2001, ma sì, se mi va male col giornalismo, quasi quasi mi butto anch'io, fondo una boy band, tanto mi metto i jeans attillati, la maglietta attillata che mi modella la panza e tutto il resto. E poi vado a cantare una canzone idiota. Che dite? Potrei avere un futuro, secondo me. Comunque... Gran pezzo dei Velvet, gran pezzo dei Velvet. Tante volte le canzoni dicono più di tante prediche che durano ore e ore. Allora, le 10 e 8 minuti in questo momento, sentite, facciamo un patto. Io vi dico ancora 3 cose, poi apriamo il telefono allo 0292947222. Va bene, bella gente? Ah, poi alle 12 c'è Capitaneria di Porto. Oggi parliamo con Anna Bono dell'Occidente che si è bevuto il cervello, parleremo di una prof in America che è stata condannata e licenziata perché teneva il crocifisso in aula, parleremo di un Occidente sempre più incline a suicidarsi, anzi a proposito, torno a ripetere, a me Belpietro soldi non ne dà, non lavoro per lui, non ho interessi nel gruppo editoriale di Belpietro, per cui lo dico senza problemi. Oggi con La Verità c'è il Campo dei Santi, pigliatevelo sto libro, pigliatevelo perché vedrete da soli che troverete un ritratto scritto nel 1973 di questo mondo attuale. Io non vi dico altro, non vi spoilerò la trama perché sennò non ne vale la pena, ma vi dico, oggi è uscito con La Verità, vedete che dovete fare, punto, ve lo segnalo. Allora, vi stavo dicendo 3 cose e poi apriamo il telefono. La prima cosa arriva con il Tempo, eccolo qui, c'è questa sinistra ormai incline a buttarsi con un certo Islam che non è propriamente pacifico verso l'Occidente. L'imam Annun nel centro che sponsorizza Lukoil, spunta l'ex 5 Stelle di Battista. L'ex grillino fece un viaggio con l'associazione attenzionata a livello internazionale. Intanto l'avvocato di Aishazi in un video torna ad attaccare il Tempo. La coraggiosa Giulia Sorrentino racconta appunto questo. Mondi che si intrecciano. Nel caso del Centro Culturale Islamico di Genova con Lukoil e Alessandro Di Battista, volto storico del Movimento 5 Stelle. Vedendo la pagina del centro che fa riferimento proprio a Mohammed Annun, ecco che compare anche il volto di Yassin Lafram, presidente UCOI e personaggio che, almeno stando ai fatti, nonostante i dubbi sollevati da molti sull'organizzazione da lui capeggiata, rappresenta il volto dell'Islam moderato e istituzionale impegnato nel dialogo interreligioso. Permettimi Giulia, c'è la Coreis italiana dell'imam Pallavicini che è realmente moderata e realmente desiderosa di dialogo e non è simpatizzante dei fratelli musulmani. Ma sono diverse le occasioni in cui la pagina ufficiale rilancia le sue dichiarazioni o quelle della pagina UCOI, così come una diretta social organizzata tra Centro Culturale e l'Afram nel maggio del 20.
Come viene percepita da parte dell'Islam moderato la vicinanza mostrata da un centro culturale accostato a un uomo come Hannun, ritenuto da molti l'uomo di Hamas in Italia? C'è o no una linea di confine tra i profili che si intersecano? L'altro volto politico che compare sulla pagina in questione è quella di Di Battista. Viene infatti ricondiviso un post dei giovani musulmani d'Italia che recita: il popolo palestinese martoriato dalle ingiustizie un giorno sarà libero dalle oppressioni. Noi ci crediamo con tutta la nostra speranza e ci impegniamo affinché giustizia sia fatta e i palestinesi possano sventolare liberi la loro bandiera, con sotto la foto del pentastellato. Di Battista, che non è certo estraneo a questo mondo, visto che è andato in missione proprio con la BSPP, una delle diverse associazioni fondate da Hannun. Come riporta il sito Infopal, in Libano dal 10 al 15 gennaio del 23, Sud Turchia dal 15 al 20 gennaio del 23, insieme ai rappresentanti al presidente Mohammed Hannoun era presente una delegazione italiana composta dall'onorevole Stefania Ascari e dall'attivista politico e reporter Alessandro Di Battista. Ma c'è anche un altro momento in cui compare il volto di Di Battista, ovvero sulla pagina di Fondazione Significati Corano Gratis, fondata proprio da Hamza Roberto Piccardo, uno dei volti storici dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. È uscito questa settimana per gli editori della Luce un libro che raccoglie 10 storie e voci da Gaza, scritto da Hanin Soufan, scrive una delle amministratrici della fondazione il 28 gennaio del 24, allegando tra le altre una foto della presentazione presso la Camera dei Deputati del volume in questione al titolo Le anime invincibili di Gaza, con la prefazione di Moni Ovadia. Nella foto c'è proprio Alessandro Di Battista. Ma c'è di più, perché la casa editrice del libro, ovvero Editori della Luce, edita anche La Luce, un quotidiano online registrato il 10 aprile del 19, il cui editore editoriale è Davide Piccardo, il direttore responsabile è il fratello Gabriele Piccardo, entrambi figli proprio di Hamza Roberto Piccardo, che oggi distribuisce migliaia di copie del Corano in giro per l'Italia, e non solo tramite la Fondazione Significati Corano Gratis, che secondo quanto lui stesso dice ha le sue fondamenta ben salde grazie solo ed esclusivamente alle donazioni dei volontari che desiderano far parte di questo progetto caritatevole. Sono però 3 nomi che teoricamente, proprio per le dichiarazioni fatte da ognuno di loro, non dovrebbero avere nulla a che fare con personaggi come Mohammed Hannoun. Per cui, che legami ci sono tra UCOI e Hannoun? Gabriele Piccardo, anche consigliere di UCOI, conosce Hannoun? E Di Battista perché è partito con un'associazione attenzionata a livello internazionale? Nonostante il legale di Aijazi, Luca Bauccio continua a fare video contro di noi, non ci intimidisce, tutt'altro. Bene, andiamo avanti. A proposito, sempre il Tempo chiarisce, siccome sapete che si stanno stracciando le vesti contro Israele, assassino di giornalisti, perché vuole tappare la bocca ai giornalisti, ecco, per la precisione, questo galantuomo qui, Al-Sharif, Anas Al-Sharif, eccolo qui, in realtà era un soldato attivo dal 2009 di Hamas, i documenti su Al-Sharif. L'IDF, per la precisione, dopo foto e video circolati in questi giorni, nei quali era ritratto insieme a Sinwar, e dopo che l'IDF ha rivelato che l'uomo era un agente attivo dell'ala militare di Hamas, ricevendo uno stipendio dal gruppo terroristico, sono trapelate inedite informazioni in grado di corroborare quanto affermato dalle forze armate israeliane. Si tratta di tabelle, liste e altri dossier declassificati che riguardano proprio Al-Sharif e i suoi rapporti con le milizie armate palestinesi. In particolare, in una delle tabelle figura nella lista degli operativi di Hamas operativa nel nord della striscia di Gaza. Più precisamente, nel documento figura come arruolato nel battaglione di Hamas East Jabalia, ricoprendo la posizione di capo di una cellula terrorista nel plotone addetto ai missili radiocomandati. Oltre ad alcuni dati personali, nella tabella si legge ad esempio che il reporter sarebbe stato arruolato nel dicembre 2003 col grado militare di soldato di terzo rango, arruolato nella compagnia d'artiglieria della Brigata del Nord, seguito dal numero di matricola militare assegnatogli. Non solo, nel dossier vengono svelati anche altri particolari, anche molto dettagliati, sugli infortuni che avrebbero subito i miliziani di Hamas negli anni sul campo di battaglia, compresa data, tipo di ferite riportate, eventuali conguagli economici. Per cui
Questo signore faceva il mestiere di giornalista, ma era prima di tutto un terrorista. Va bene, allora, Italia Oggi, pagina 26, ecco qua, in Italia, signore e signori, siamo diventati come le star di Hollywood perché la Cassazione ha detto sì ai patti prematrimoniali. Ordinanza della Corte di Cassazione, la scrittura privata risulta perfettamente lecita. Quindi se voi due nubendi, voi che vi state sposando, nel foglio di carta ci scrivete che farete del mutuo, che farete dei figli in caso di divorzio, che farete di eventuali soldi, vale, sono contratti atipici, dice la Corte di Cassazione, sottoposti a condizione sospensiva, cioè condizione sospensiva significa che un evento futuro e incerto, cioè il divorzio, fino a quando non si verificherà, non farà scattare la validità di questo patto. Ne scrive Deborah Alberici, fondatrice di Cassazione.net e collega di Italia Oggi, scrive: sono validi a tutti gli effetti gli accordi tra i coniugi che regolamentano i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio. In effetti sono contratti atipici sottoposti a condizione sospensiva, appunto. Se c'è il divorzio, allora poi entrano in vigore. E quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 20.415 del 21 luglio 2025, che ha respinto il ricorso di un uomo che voleva invalidare la scrittura privata con la quale aveva promesso, in caso di separazione, dei beni alla moglie a fronte di rate di mutuo pagate dalla donna coi suoi soldi personali. Per i supremi giudici, la scrittura privata risulta perfettamente lecita perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, quindi questo è già il primo impegno perché ha riconosciuto che c'era il debito verso la sua signora, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e l'acquisto di mobili e beni mobili registrati, quindi la signora aveva cacciato i soldi per restaurargli la villa, comprare mobili ed evidentemente anche la macchina e così via, ma riconosce al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale. Ciò risponde ai principi più generali, secondo cui è valido l'accordo tra i coniugi che vogliono regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma del Codice Civile, essendo infatti il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale. Quindi, traduzione: voi che vi sposate potete tranquillamente scrivere su un foglio di carta, nel caso in cui noi ci dovessimo separare o dovessimo divorziarci, discuteremo di questo, questo e questo, e il giudice vi darà ragione. E sarà applicato proprio così. I coniugi, scrive ancora Deborah Alberici, possono concordare col limite del rispetto dei diritti indisponibili non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali in particolare l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori addirittura. Quindi questo, diciamo così, taglierebbe anche la testa al toro a interminabili e sgradevoli liti che accadono poi nei tribunali quando si tratta di figli, di affidi, di separazioni e così via. Chiudiamo con una cosa curiosa, apriamo il telefono allo 0292947222. Repubblica, a pagina 26 oggi, nella cultura parla di Pasquino. Pasquino, lo sapete, Pasquinata e così via, è questa statua romana che si trova a Piazza Navona, dove anticamente, fino a qualche tempo fa, sulla statua si mettevano degli scritti, poesie, detti, motti. Per esempio, uno dei famosi motti fu quello che non fecero i barbari a Roma lo fecero i barberini, per prendersela contro la famiglia dei papi barberini che avevano spogliato il foro romano per potersi costruire le più belle chiese e palazzi. Ecco, scrive la Repubblica: segno dei tempi, Langue Pasquino, la più rinomata e mordace delle statue parlanti, che per secoli hanno flagellato rallegrandola
la vita pubblica della città eterna. Addossato sul retro di Palazzo Braschi, ha smesso di mordere, graffiare e spettegolare. Quasi nessuno lascia più alla base del blocco scultoreo ellenistico di Pasquino, che in origine raffigurava Menelao nell'atto di sollevare il cadavere di Patroclo, avvisi, appelli, componimenti poetici rigorosamente anonimi, le celebri pasquinate. Il curioso è che ad accorgersene è stato qualche giorno fa proprio il quotidiano della Santa Sede, l'Osservatore Romano. Paradosso dei paradossi, se si pensa che a partire dal XVI secolo il marmoreo e linguacciuto personaggio, il cui nome fu mutuato da un salace artigiano della zona, ha dato il meglio di sé attaccando il potere temporale e denunciando la vendita forsennata delle indulgenze, le spietate imposizioni fiscali, le gabelle imposte ai romani e più in generale i viziacci di frati, preti, monsignori, cardinali e papi, compresi nepoti ed amanti. Sta di fatto che l'altro giorno da Oltretevere si è levata una sorta di commossa elegia. Da tempo, ha notato nel colonnino Cronache Romane Tommaso Giuntella, la voce di Pasquino si è fatta flebile, le pasquinate rade, confuse, a volte complottiste, quasi balbettanti, quasi avesse perso lucidità, invecchiato di botto in pochi anni. Vero, l'ultimissimo avvistamento 3 mesi fa, allorché nottetempo qualcuno ha avvolto la statua in un lenzuolo come i morti di Gaza. Mo m'ha rivolto dentro sto sudario, si poteva leggere su un cartello, per non scordà chi soffre nel Calvario. Versi tristi, impotenti e caduti nel vuoto. A ripensarci è da tempo che l'antica gloria satirica di quel fatidico cantone è andata spegnendosi, consumata dall'evoluzione del sistema e non si legge più la parte più in basso, del sistema mediatico, in ultimo dall'ondata social e magari anche per l'effetto di un'indifferenziata versatilità. Per cui, grazie a una ricerchetta sulla banca dati dell'ANSA, si scopre che tra poesiole e flash mob Pasquino ha ospitato radicali in lotta per la fame del mondo, redattori di cuore in vena di scherzi su Tangentopoli, girotondini contro Berlusconi e berlusconiani contro le tasse, cittadini indispettiti dalle sparate antiromane di Bossi, ecologisti, animalisti, artisti a caccia di popolarità, a parte le lacrime per la morte di Alberto Sordi. Qualcuno dirà muri puliti, popoli muti, qui forse se Pasquino tace è perché abbiamo anche perso la voglia di ridere davvero, di fare davvero satira. Ormai in quest'epoca, ragazzi, io tolgo la condivisione schermo, ormai in quest'epoca vedo che non c'è più voglia né di ridere né di scherzare. Una cosa che ho notato, ci avete fatto caso che la gente per esempio non fischietta più, non canta più, niente, tutti ingrugniti, tutti incazzati. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Indovina, indovinello. Buongiorno signor Tonino. Cara signora Lisetta, benvenuta. Allora, io vado fuori tema stamattina. Prego. Cioè no, è inclusivo perché l'ha detto Rai News, perciò Prego. Non è una notizia che mi sono inventata io. Allora, in Cina sta chiudendo la più grande fabbrica di batterie elettriche. Rai News ne ha dato ieri sera notizia. A questo punto, visto che nelle batterie elettriche c'è il litio, io direi, signor Tonino, che anche qua in Italia abbiamo a disposizione 2 miniere di litio, e cioè nel Lazio e in Campania. Ripeto, nel Lazio e in Campania. Il commissario Séjourné ha detto che noi non dipenderemo più dalla Cina. Morale di tutto questo, che si potrebbero aprire anche le nostre miniere. Signor Tonino, sarebbe ora. Tutto qua. Io la saluto e buona giornata. Grazie. Aggiungerei una cosa. Negli anni 70 nelle valli bergamasche era stato trovato anche l'uranio. Era stato trovato anche l'uranio. L'Agip Mineraria aveva fatto dei sondaggi verso il 75. Qualcuno di voi nelle valli bergamasche sicuramente si ricorda questa cosa. Per cui, altra telefonata. Pronto, chi è là? Niente, altra telefonata ancora. Pronto, chi è là? Sì? Pronto, buongiorno. Buondì. Buondì, Antonino. Sono Blanca Brisegno, Aires Ben, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Oh, benvenuta cara signora, benvenuta. E un saluto al nobile viene ora registrata. Dica. Sinceramente, oltre la mia congratulazione per la vostra rassegna stampa e per tutti i programmi di Radio Libertà, che Cuba si è
sostenuta anche sul Venezuela, della quale ha fatto praticamente una specie di colonia. E forse 18 miliardi potrebbero essere l'iceberg della fortuna di queste persone. Onestamente, questo comunismo, come dice un giornalista venezuelano che non cito per prudenza, dice la fase finale della sinistra è il crimine. E voglio avvertirla, se non so se conosce la notizia di questo signore candidato alla presidenza in Colombia, che è stato sparato da un ragazzo minorenne ed è morto ieri, credo, con la notizia, e si chiama Miguel Uribe Turbay. Per lei sarebbe un po' lanciare questa notizia. La ringrazio, che mio Gesù lo benedica grandemente, lei e la sua famiglia. Grazie. Grazie a lei, signora. Lo ha fatto lei di ricordare il povero Uribe, appunto ucciso in Colombia, e che dire di più? L'augurio che facciamo sentitamente di cuore al Venezuela è che ritrovi la libertà e la democrazia, perché di questo ha bisogno, non di fare, diciamo, non di essere sede del chavismo o di quella specie di regime che c'è ora. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Grandissimo, buondì. Buondì a te. La notizia che hai riportato su Cuba mi ha fatto venire in mente una cosa che in troppi forse non ricordano, che tutte le dittature, tutti i tiranni, di qualsiasi segno politico siano, sono accomunati proprio da quello che dicevi tu. Si arricchiscono alle spalle dei loro popoli. Ah, voglia. Se io sono abbastanza grande, perché ho quasi 60 anni, per ricordare quelle pochissime immagini che arrivavano dalla Russia, dall'Unione Sovietica o dalla Cina, dove praticamente i governanti di quei due paesi giravano con delle macchine super per l'epoca. Ti ricordi di squali, VS, i Citroën? Come no? Allora, se io sono comunista, non dovrei girare con il macchinazzo che costa una barca di soldi per farlo pagare alla mia gente, per portare un esempio. Ci ricordiamo anche in Cina che i governanti travolgevano senza pietà i ciclisti al loro passaggio? E allora dove la mettiamo sta storia? Che Cuba è bella? Sì, sarà bella per andarci a fare le vacanze per tanti maschi, perché ci sono le ragazze che te la danno per niente e tu ti diverti quei 10 giorni. Però in un paese, in un posto, per dire che si sta veramente bene, non ci si deve andare da turisti, si deve andare a vivere da cittadini o comunque da persone che abitano lì. E stai attento, perché ora arriva quello che dice che non siamo liberi in Italia, che qua siamo un paese fascista. Ah bene, allora lui va da Cuba, vada a vivere da cubano, come vivono tutti gli altri cubani, stia lì un anno almeno e si renderà conto di quanto è bello vivere a Cuba. Sarà sicuramente un posto meraviglioso, perché c'è l'acqua buona, perché c'è il mare, perché è un'isola, perché la gente balla, canta, almeno la vulgata vuole i cubani, popolo allegro che si diverte, eccetera. Però io non credo tutto questo, sono stereotipi come quello, e poi chiudo, delle spiagge vuote in Italia in questo mese di agosto. Non ci credo, sono stereotipi. Ultima cosa riguardo alla povera signora ammazzata da 3 ragazzini rom, e dopo tu mi dirai che potrò essere anche un cane. Il problema di questo paese è che noi ospitiamo tutti e non possiamo rimpatriare quelle persone che non vogliono adattarsi al nostro modo di vivere, anzi delinquono e le spese le paghiamo noi. Ti saluto Antonino, grazie, ciao. Grazie a te, con questo noi chiudiamo, ci si saluta con Patti Bravo, Il Paradiso 1969, se avete piacere alle 12 ci ritroviamo con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti, a più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.